L'ergastolo è ormai da molto tempo ritenuto una pena inumana e degradante. All'indomani della requisitoria davanti alla Corte d'Assise di Venezia del PM Petroni e delle parti civili è arrivato il momento della difesa. Nella quarta udienza del processo a Filippo Turetta, reo confesso di aver ucciso l'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Se il PM ha chiesto l'ergastolo per il 22enne di Torreglia, l'avvocato Caruso nel definirlo inumano si è concentrato sulle 3 aggravanti che comportano alla pena richiesta dall'accusa, in primis la premeditazione. Non era un qualcosa a cui pensavo a una data certa, a un momento preciso. Lo avevo pensato per un futuro momento, in cui mi sarei sentito di farlo, in cui avessi ancora mantenuto l'intenzione. In quel momento, nella mia testa, non era qualcosa di definitivo. Questa non è premeditazione. Così come per la difesa non sussiste crudeltà. La crudeltà richiede una integrazione in termini di disvalore soggettivo circa le modalità volte a sfregiare, a incrudelire appositamente e soggettivamente e dolosamente sulla vittima, che a nostro modo di vedere, pur sempre opinabile, non sussistono. Né gli atti persecutori, evidenzia ancora Caruso, perché se Giulia dice avesse avuto paura non gli avrebbe mai chiesto di accompagnarla alla nave De Vero quella sera, riportando anche le testimonianze di alcuni amici secondo i quali lei non stava male con lui. La difesa si è poi rivolta ai giudici appellandosi al principio di legalità. Il principio di legalità, perché voi, vedete, non dovrete emettere una sentenza giusta. Voi dovrete pronunciare una sentenza secondo legalità. La civiltà del diritto vi impone di giudicare Filippo Turetta con una mano legata dietro la schiena. La mano legata dietro la schiena che non corrisponde ovviamente alla legge del taglione. Al secondo legale l'avvocato Cornaviera ha il compito di richiedere le attenuanti generiche. Alcune considerazioni sono state fatte per quanto attiene la situazione di tempesta emotiva in cui abbiamo motivo si fosse trovato Filippo Turetta nel momento in cui ha tenuto quella scellerata condotta omicidiaria. Non abbiamo mai ritenuto che Filippo Turetta abbia mentito, perché, questo lo posso dire con la serenità di chi ha svolto il suo compito, ha portato la sua goccia d'acqua per sopire l'incendio, a Filippo Turetta interessa ed è interessato avere un comportamento processuale corretto e accetterà e non interessa se avrà l'ergastolo oppure 30 anni. Presente in aula l'imputato con la felpa bordeaux, il capo sempre chino, lo sguardo perso nel vuoto. Assenti invece Gino Cecchettin, la nonna, gli zii che saranno presenti il 3 dicembre quando la Corte emetterà il suo verdetto.